Pascerà in gloria queste ultime puntate della serie Che di Mont, si lasciò dalla laguna di Maran, un dei posti più inchianti del nostro territorio. Un paesaggio marino di una bellezza che chiava il flato, una riserva naturale piena di meraviglie, celebrata in modo eccellente dal poeta graisan Biagio Marin. E se maggiolin pareva di me, dove la vita stindi pur le mani, basila in bocca, no aspetta domani, e se vicino, in alto sulle cime, e quanta luce sarà del mio cavo, e quanto sole sulla pianura, l'acqua del fiume andava via sicura, cantevo lì dentro il cielo biavo. Allora, dov'è che Osinca? Sì, in Laguna di Maran. Bene. E E tu? Tu che tu sei? io sono Jacopo. Smania a fanzere in Laguna. Avvio di questo ambiente particolare. Jacopo è un appassionato di questo, è un maranese di adozione che nos ha contato c'è molto che è la vita in laguna, taccando ai non caratteristiche dei posti. A livello geografico io nella laguna è unica di grado fin Maran praticamente, no? Sì, sì, in Laguna di Maran perché il confine è di Sintonia del Porto Buso, più Mancul, a livello di giurisdizione semplicemente, no? A livello geografico. E dopo le lagune si divide ovviamente in tantissimi microparticelli, no? Che non sono visibili all'occhio dello sconosciuto, ma a qui che lavora qui i pescatori sanno perfettamente che ogni toc di lagune ha il suo nome. I tocs dalle lagune si chiamano di seraie, in maranese seraia si rifà praticamente alla pesca che facevi, un tipo di pesca che facevi e fasi anche mo di siarà il pesce, no? Con i siarais, no? Che vi dite che grasiui, pesca dai grasiui sarebbero i graticci di canna, no? I grasiui di canna adesso sono i grasiui di reo, che sarebbero i graticci di rete, no? E alla fine dai grasiui del cogol. Praticamente sono delle reti che convengono a convogliare il pesce che va dopo dentro a finire dentro da un enasse che sarebbe il cogol, no? Queste zone di pesce vengono sorteggiate durante i periodi principali, no? Da là e qui che al disegno c'è il numero spiato di questo sorteggio ha scelto per prima le zone di là a Siarà, quindi la Seraia. Tutti i posti di Mar dal Friuli a Favelli un dialetto veneto in qualche maniera, no? Vedo in Grado, vedo in Trieste. A Maran è forse che più donge al veneziano come tipo di chiacchierate. Ha una caratteristica fondamentale a livello fonetico che ha tantissimi paraulis che invece di finire con la A finiscono con la O praticamente. Ok. Per esempio a Vignese potresti dire che abbiamo pescato. Mhm. No?
a Marang diciamo vemo pescò. Che avevamo pescato. No. Una delle robis più caratteristiche e sorprendenti dalla laguna di Marang e di Grau sono i casons, che tutti splantati dal miec da laghe, che somè che vengono fuori di une conte. Diciamo le robe biele che in qualche maniera i casons dalla laguna di Marang in particolare hanno mantenuto dalle caratteristiche costruttive e estetiche che sono alla fine dei conti come che di una volta in qualche maniera, no? Fedeli a te che erano una volta. Al contrario delle lagune di grado che invece le maggior parte sono casons in muratura. Allora, che chi li ha costruiti perché i pescatori avevano bisogno di un posto là che polsato, là che la sa impresci. Allora hanno costruito questi casons dalla fossa del fiume. Allora tu hai anche un tic di acqua dolce, no? Che è sempre utile per fare robe. Dalla fossa del fiume Stella, che si sta a Springa Iodi, non scontava Jacopo che chiaramente noi eravamo la pestie come modo di mantenimento della popolazione una volta, ma era anche la chiaccia da srazzis, da uccelli in generale, ma anche dal cinghiale, non si diceva che il cinghiale nade e tu lo chiatti denti talaghe fino a giù, insomma, dal cannellare, è interessante come robe. Non hai mai veduto un cinghiale talaga io? E nadi? Nodi. Madonna, ma che ci avrei io, sì. Ti chitta la laguna e le play di bestis, non come il pes. Ma prima che si sta alla fossa dallo Stella, tu io devi sentire proprio un ecosistema, un ambiente perfetto per la chiacce. I casons sono fondamentalmente si tramandano di generazioni, no? Era motta che queste isole dove il cason si chiamava motta. La motta è stata disegnata in gestione, praticamente, in concessione, tra virgolette, a una persona che dopo le tramanda e le passa insomma, in davanti. Ecco. Esistevano prima dall'era dai motori, quindi dagli anni 30 e 40, no? Come rifugio perché venivano fuori a rems e a vele i pescatori e a chiazze, no? E praticamente avevano un puesto di appoggio dove che poi avevano le robe perché sennò vendi facile ogni dia a rems, no? E avevano una persona che magari l'aveva portato il pesce a Marang, no? A rems. Come questo qui è bellissimo, perché tu sei un evore in paz, non è né a torator,
e sono dome pes, tu senti il rumore da laghe, un tic di uccelli, per chi parla, e è bellissimo. E come l'in a visitare proprio un bel cason, d'una che non spettin una banda di pirati lagunars, che sanno ben cucinare il pesce e anche taccare fieste con la chitarra. Provate a pensare quanto sto a Manhattan. Dal casin, sempre. Dopo le int e ha sempre il lavoro dal chiaf, e ha sempre di lavorare. E non furlans o sin grandi lavoratori, però o savindo soldi anche. Ecco, che qui è il sapore dal pes. Ma lui ti dai più grossi che proprio Una bestia assassino dalle canali serpentine di comandi di tutto il bestia Ecco, allora immaginarsi di quanto soi a Manhattan le mie vite quotidiane. Io mi insumidi che esposta qui, dal mio Friul. Allora, mi hai detto, si arriva da Pita di questa trasmissione, ultime puntate poi. E si parla in Dimont, che va io al mare, no? E si arriva a io in lagune. Ci hai detto, allora, facciamo un ricapitolino un momento tutto, ci vino fatto. Biciclettis. Venite con me che us mostri la più bella ciclabile di tutta Manhattan. E vi fatto la Mont. Che lei c'è questo? E il Formadi. Io dice un cae. La fa il bagno dal Flum. Mi stato riprendendo Sì. E vi fatto un tic di musica. Ti amavi di piccinine quanche tu vevi un times. I Flums dal Friul. E vi infatti l'Usinc, e vi infatti il Natison, no? E si lazzo a Tarvi, si vi ho dovuto insomma dal pezzo di risonanze, fin da Malborghetti, insomma vi fa tutto il giro, la Valaupe e alla fine si arriva chi da Pete. Tutto al to lì a New York, tu hai fatto i giri. Central Park, Manhattan, ho vinto bicicletta per Brooklyn, ho sin las dal mar, a Coney Island, ho sin las... Dal Bronx io di una che è nasciuto l'hip hop. E comunque siamo arrivati a Pete. Ci hai detto, c'è podino di per fare un riassunto di tutte queste esperienze, no? Che si in Dimont, c'è podino di. Non dove cale tante robe di Viodi in Friul, ma anche il Friul è un evore biel di vivi. Io vivo a New York, è una roba stellare vivi a New York, no? Tutti vogliono vivere a New York, però dopo il Friul mi mangia. No, tu ti rendi conto di ciò che tu hai in Friul fin quando non tu vas a vivi di un'altra bande. E allora finalmente tu capisci tutti che piccoli robis che sono qui ma non sono di nessuna altra bande e sono che fanno le belle vite. Buon, fantazzo, con queste si salutin. Mandi a tutti e si odarin alla prossima.